Mi trovo nuovamente ai piedi del Caregon del Padre Eterno, il maestoso Monte Pelmo, questa volta dalla sua parte più caratteristica e monumentale. Vi avevo già presentato sul mio canale, poco prima dell'estate, la bellissima escursione sul Monte Pena che mi trovo di fronte ora. Oggi ripercorrerò in parte gli stessi luoghi, ma con scenari totalmente differenti. Ma andiamo con ordine e vediamo come sono giunto fino a qui. Si parte dalla località Sagui, del piccolo e affascinante paesino di Zoppé di Cadore, situato nella valle del torrente Rutorto e raggiungibile unicamente da Forno di Zoldo, seguendo quindi subito le indicazioni per il 471 Rifugio Venezia. È un sentiero boschivo che parte subito deciso, che raggira il Col de Sant'Anna. Sono presenti comunque ancora i resti purtroppo della tempesta Vaia. Usciti dal bosco, c'è una prima veduta panoramica sul Monte Pelmo. Il 471 diventa una comoda e larga mulattiera. Ora proseguo sempre in direzione Rifugio Venezia e Caserra Rutorto, alla base delle Crode di Pena. D'ora in poi la mia escursione sarà dominata da questo gigante dolomitico, il Monte Pelmo. Giungo quindi al passo di Rutorto. Poco prima di raggiungere il Rifugio Venezia, seguo una deviazione sulla mia destra, da dove poter ammirare un panorama idilliaco.
Oltre al Monte Pelmo, indiscusso protagonista di giornata, davanti a me la Croda Rossa, il gruppo del Cristallo, del Sorapis, Cima Belprà, l'inconfondibile Piramide dell'Antelao, il Monte Pena, il gruppo degli Spitz di Mezzodì e di Pramper e il Tamer San Sebastiano. Ci sono posti e luoghi che per un motivo o per un altro hanno sempre influenzato le mie scelte escursionistiche. Non so se il motivo sia perché qui ho scoperto le Dolomiti o se si tratti semplicemente di un'attrazione magnetica inspiegabile. Val di Zoldo e Monte Pelmo per me rappresentano questo. Buon appetito! In meno di 2 ore dal mio punto di partenza raggiungo a quota 1946 metri il rifugio Venezia, baluardo delle pareti meridionali del Monte Pelmo. Dopo sosta e pausa pranzo al rifugio, che è comunque chiuso, rientro ripercorrendo in parte lo stesso sentiero dell'andata, il 471 in direzione Zoppè, per poi cambiarlo più avanti in modo tale da dare forma a un anello escursionistico. È presente comunque al rifugio Venezia un bivacco invernale di fortuna con 10 posti letto. Ritorno quindi al bivio di questa mattina, dove sono salito dal bosco. Ora scendendo intraprendo la via 493, che come recita il cartello è concesso solo a pedoni e in assenza di pioggia. Avevo tornato franato nella mia precedente escursione sul Monte Pena. È una mulattiera prettamente boschiva, intervallata di tanto in tanto di qualche apertura panoramica superlativa. Mi trovo nei pressi del Tabia Belvedere. Il motivo di questo nome è facilmente intuibile. Con la vista che si estende dal gruppo Pramper
mezzodì alla civetta. In località Torniché seguo le indicazioni per il 456 in direzione Zoppè Cadore. Dopo località Le Fraine raggiungo anche Malgalivan, con il re delle Dolomiti alle mie spalle, il monte Antelao, e con questo arriviamo anche alle considerazioni finali. Mi accingo a concludere questo trekking in una dozzina di chilometri, 500 metri di dislivello positivo e oltre 3 ore e 30 di cammino, pause escluse. Il tratto di maggiore impegno indubbiamente quello che ho affrontato questa mattina nella fase di andata, nella risalita del bosco. Poi neve ne ho trovata non in abbondanza, quindi necessari solamente i ramponcini. Per il resto io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video e se vi è piaciuto vi do appuntamento al prossimo. Un saluto!